yeah. Lui è Francesco, ha 38 anni, viene da Santa Ninfa ed è in cerca dell'anima gemella. Ciao Francesco. Ciao. Allora Francesco, tu hai 38 anni. Sì. Sei di Santa Ninfa, giusto? Sì. E sei in cerca della donna ideale. Sì. Della ragazza giusta. Ragazza. Da quanto tempo è che cerchi la fidanzata? Ma veramente l'ho trovata la ragazza giusta, ma... Sì, mi hanno detto che tu praticamente hai una specie di rapporto virtuale, mi hanno detto, con una ragazza, vero? Sì, sì. Da quanto tempo questo rapporto? Abbastanza bene, però cioè, lei mi telefona, ne parliamo al telefono sempre, però non Cioè praticamente essendo un rapporto virtuale tu ti sei stancato e vuoi effettivamente trovare un rapporto serio, giusto, concreto, con una persona, giusto? Sì, sì. Con una ragazza normale. Una ragazza normale. Da che età dobbiamo partire a cercare questa donna? Partiamo dall'inizio, cioè dall'età base. Tu hai 38 anni, quindi la base che dobbiamo partire quant'è? Ma per me l'età è una puttanza, basta che una picciotta seria, che mi capisce, che Sì. sa vuole, sa che lavoro e cose. Esatto, tu lavori, giusto? Sì, sì. Che lavoro fai? Ma con lavoro nel comune. Al comune. Quindi hai un posto effettivo. No, ovviamente poi prendo 10 anni nel comune, devo andare a studiare, poi faccio un progetto per conto mio. Esatto. Cioè ti vuoi mettere in proprio. Proprio per conto mio, sì. Esatto. Va bene, ascolta, come ripeto, partiamo da una base a cercare questa donna. Partiamo dai 25 anni, va bene per te? Di 25 o di 27, fate voi. No. Vabbè, partiamo dai 25 per andare a un massimo di 35, va bene? 35, 40? Di 35 va bene. 35-40. Facciamo anche 40 nel caso magari qualcuna più matura. Sì, facciamo 40. Quindi dai 25 ai 40. Hai preferenza per quanto riguarda aspetto fisico? Deve essere bionda, bruna, non so. No, a me mi piace come genere, io non sogno come l'altro, cioè, mi piace bionda, bruna o mora. Cioè tu basta insomma che ti voglia bene, sia di sesso femminile per te? Sì. Va bene, giusto? Sì. Allora, ascoltami, quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo? Io sono bravo a giocare con la PlayStation. Con la PlayStation? Sì. Cioè ti passi il tempo a giocare con la PlayStation? Sì. E poi? Poi esco come serata, lavoro con mio fratello, andare a Casavetano, a Mazzara. Insomma ti passa il tempo passeggiando. Ascoltami, tu sei motorizzato, la macchina ce l'hai? La patente l'ho, la macchina l'ho perché ora sta fuori una macchina nuova per conto mio, perché ce l'hai in società magari? No, c'è c'è un pezzo a metà perché non ho una macchina. Sì. Quindi quando tu esci con tuo fratello? Sì, con mio fratello. Fai qualche sport in particolare? Ma diciamo di sì. Che genere di sport fai? Faccio ogni mattina 20 flessioni, un po' di esercizi di ginnastica e cose. Esatto. Per riprenderti magari? Sì. Fumi? Sì. Fumi molto? No, solo fino alla sera poi non fumo più. Esatto. Cioè la notte non fumi? No. Fortunatamente. Bevi? No, un bivacco, mi piglio un caffè, Quindi non hai vizi, diciamo, che sono dannosi per la sono salute? picciotti che mi offrono un bacchetto, un piccolo, quando così, perché sennò si esagera con l'acqua. Dico, se noi dovessimo ricevere telefonate da qualche ragazza che non si trova a Santa Ninfa, ma che si trova a Trapani, Marsala oppure Palermo, per te va bene? Ti puoi spostare, sì? Sì, mi posso spostare. O eventualmente ti fai accompagnare? No, non c'è bisogno. Cioè ti sposti tu stesso? Mi sposto. Anche a piedi ti sposti? Anche mi dico non che abito, l'indirizzo. Cioè viene lei? Che cosa? O viene lei o ci vado io per me. Certo. Vabbè, Francesco, ti piace la musica? Sì. Che genere di musica ascolti? Ma che musica a casa, io tipo Madonna, Dolce Nera e tante altre cantanti. Ti piace la musica, non so, commerciale? Anche rap, cose, pop. La musica italiana ti piace? Anche la musica italiana, sì. Sceglio io la musica. Certo.
Ci sono qualcuno ci piacciono musiche diverse, ma a me mi piace questa musica, basta che mi viene al cuore, mi sceglio la musica. Va bene, un'altra domanda importante ti volevo fare, Francesco, attenzione, tu credi ancora all'amore? Sì, sì. Ci credi? Per te l'amore che cos'è? L'amore si cambia con una persona, sincero, si va via, si esce, si va d'accordo, si vuole bene, insomma tutto. Basta che una persona che si stanno bene insieme. Vabbè, ti faccio un'altra domanda. Secondo te, in un rapporto di coppia, che cos'è la cosa fondamentale per andare d'accordo? Per andare d'accordo, alle volte può succedere che si arriano. Sì. Si può succedere, perché se non è d'accordo in certe cose, si parla, si ascolta. Certo. Basta che una persona che si capisce, vanno bene, vanno a coppia, vanno bene, cammina. Secondo te, in una persona, la cosa che conta che cos'è? L'aspetto fisico oppure il carattere? Secondo veramente la propria persona, non c'è dentro il carattere, il fisico della persona, se deve accettare come la persona. Esatto. Se prendo con me è inutile che poi si piace così o così, così non si va. Certo. Va bene, un'altra cosa, Francesco, qual è il tuo tallone di Achille? Un mio tallone di Achille è molto lungo. Cioè la cosa che praticamente a te non va giù. La cosa che mi va giù è fondamentale che una cosa che si deve camminare, che si fa, però se poi dice non ci sta. Certo. Va bene, amiche telespettatrici, donne soprattutto dai 25 fino ai 35-40 anni, Francesco è qui. Francesco ha 38 anni, viene da Santa Ninfa e sta cercando la sua donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare personalmente non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione. Quello che state vedendo è il numero di Francesco, e chiamate perché Francesco è qui, si vuole sistemare, ha bisogno di una storia seria. Allora, in questo momento ci sono le telespettatrici, quelle donne dai 25 ai 40 anni che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Il mio messaggio è che se una persona ci tiene molto questa persona si deve fare avanti, se poi se no non piace mi deve chiamare, e poi è inutile che mi chiama e poi dice che mi dice parole e cose, non è possibile, perché poi è inutile, perché io lavoro, guadagno poco, piglio la pensione e cose, e vedremo su cosa si può fare. Perfetto, era un bel messaggio, complimenti Francesco. Allora ripeto, amiche telespettatrici, Francesco è qui, 38 anni, ripeto, di Santa Ninfa, sta cercando la sua donna ideale. Per tutte quelle di voi che la volessero contattare, chiamino al numero che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta, e vi saluta naturalmente Francesco. Ciao. Oh yeah!